Presidente della Regione Veneto, inizia la sua carriera politica da giovanissimo e a 27 anni, sono rapida e non è che faccio tutta l'escursus, a 27 anni diventa già Presidente della provincia di Treviso, a soli 40 anni diventa Ministro dell'Agricoltura e poi Presidente della nostra Regione Veneto con più di una rielezione, poi parleremo dei mandati, del terzo mandato, e tra l'altro con un successo personale, proprio personale incredibile, perché la sua lista raccoglie, a parte il 70% delle preferenze, ma la sua lista personale è quasi il 45% più della lista della Lega. Quindi parliamo di una persona che sa cosa significa amministrare una comunità, amministrare un'istituzione, e che quindi anche per questo motivo ha creduto moltissimo e crede moltissimo nell'autonomia di cui parla nel suo libro. E prima di entrare nel vivo, magari di farle qualche domanda, io volevo proprio dire due parole sul libro che ho letto ed era doveroso ed è stato anche molto piacevole, perché è il quarto libro tra l'altro che lei scrive ed è pubblicato sempre da Marsilio. Vi dico poi tra l'altro che alla fine di questa presentazione sarà possibile acquistare il libro e il Presidente credo che firmerà le copie a chi vorrà appunto acquistarlo e poi leggerlo con una dedica. È vero Presidente, lo farà? Sì, bene. Ecco, questo conferma, non si sa mai. Allora, oggi è il 19 giugno e non so se è una coincidenza, perché il 19 giugno di un anno fa, del 2024, veniva proprio approvata la legge, nella notte tra il 18 e il 19 giugno veniva approvata la legge quadro, cosiddetta legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Una legge che sicuramente, allora da un lato possiamo dire che rivoluzioni il nostro sistema, lei l'ha chiamato una rivoluzione pacifica, una rivoluzione necessaria. In realtà non è per niente una rivoluzione, perché le tappe che hanno portato all'approvazione di questa legge, che sono 5, che vi chiedo di memorizzare perché poi magari faremo anche un test. Le tappe sono 5 e sono importanti. La prima è la Costituzione. 1948, la Costituzione nostra che è federalista, e se qualcuno non se ne fosse accorto vi invitiamo ad andare a leggere soprattutto negli articoli 116 e 117. La seconda tappa è il 1970, quando vengono inventate le regioni e costituite le regioni, e anche questa naturalmente è una tappa che va verso il federalismo. Poi c'è la tappa del 2001 importantissima, la riforma del titolo quinto voluta dalla sinistra, da Lema se non sbaglio, bicamerale, e quindi anche qui sono contenuti dei passaggi fondamentali che portano verso il federalismo. Poi c'è il 2017, che è la data del referendum della Regione Veneto, che ha un plebiscito praticamente per il sì, con il 98% dei sì e più del 57% delle persone che sono andate a votare, una soglia che forse neanche Luca Zaia si aspettava. E infine appunto il 2024, con due date che possiamo giocarci all'otto, che sono 22 ottobre, perché quindi 22/10 è la data del referendum del Veneto, e il 22/10 è la data dell'insediamento del governo della Meloni. Ecco, quindi direi che leggendo questo libro io ho trovato che secondo me era importante, un'azione molto seria che è stata fatta e anche diciamo dettagliata. Mi è piaciuto un po' lo stile del libro. Il libro è leggibile perché riporta informazioni essenziali, specifiche anche, e anche il percorso che porta poi alla spiegazione di quella che è questa autonomia è molto lineare, è molto esaustivo e anche logico, con tanti richiami storici importanti. E soprattutto mi è piaciuto molto questo richiamo che il Presidente Luca Zaia fa ai primati del Veneto, che non dobbiamo mai dimenticare, che sono tantissimi. Ne ricordo solo alcuni che ho tratto dal libro, vado un po' a memoria. Il Veneto è la prima regione che approva il patrocinio
gratuito, quindi diciamo, la difesa ai non abbienti, a coloro che non se lo possono permettere. È la prima regione che abolisce la schiavitù, Serenissima Repubblica. È la regione che diciamo, consegna alla storia la prima donna laureata al mondo, che è Elena Cornaro Piscoppia. È la regione che porta al governo la prima donna in Italia, Tina Anselmi, veneta, che poi è quella che darà il via al Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, quindi tanti primati per il Veneto. Io adesso, Presidente, le dico come lei definisce l'autonomia e poi le chiedo quindi di spiegarcela con parole sue come lei sa fare. Non le fa tutte così lunghe. No, giuro, prometto. Allora, autonomia, rivoluzione pacifica, rivoluzione culturale, ultimo treno verso la modernità, rinascimento dell'Italia, sogno che diventa realtà. A lei la parola, che cos'è, perché è importante? C'è una domanda da Marzullo. No, Francesca Fagnani, preferisco. Beh, intanto un grande ringraziamento alla famiglia Pagnan e i miei complimenti per la struttura. Un applauso se lo merita. Un applauso. Grazie. Intanto guarda, se la presentatrice, moderatrice ha un po' un ruolo di cartomante che dai numeri, avete sentito, 22, 10, giocate la ruota non la detto. All'8, no, la ruota, Venezia. Oh, su Venezia. Io ne do un'altra di, diciamo, colui che riesce a leggere nel pensiero. La presentazione durerà poco, circa 45 minuti, è la prima domanda che vi fate, e gli argomenti non saranno quelli che avete sentito, se no voi qua scappate e vi tagliate le vene. Nel senso che il libro è anche un presupposto per conoscerci e per parlare anche di altri argomenti. Ad esempio mi piacerebbe dirvi che noi dobbiamo essere orgogliosi, no? Sto Veneto Pride, l'orgoglio di essere veneti, perché noi siamo la prima regione turistica d'Italia e questo lo dobbiamo a questi imprenditori. Se non ci fossero loro, non lo dico per piaggeria, noi facciamo 73 milioni di presenze turistiche. La prima industria di Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato. Ma questi sono dei folli. Voi pensate che sono andati a bonificare delle paludi? Sono riusciti a mettere in piedi un'offerta turistica in un luogo nel quale comunemente non si sarebbe fatto nulla. Provate a catapultarvi indietro di 70, 50 anni come in questo caso, 60, 70 anni. Io ancora incontro la seconda generazione con la prima alle spalle che dice qua abbiamo bonificato tutto. Ho incontrato Bibbione, il primo albergatore di Bibbione, proprio il primo albergo. Quindi dei grandi pionieri, tenaci, che magari il bilinguismo ce l'avevano perché parlavano tedesco e veneto, ma che hanno saputo diventare dei grandi ambasciatori. Dei 73 milioni di presenze che noi facciamo, pensate il 66% sono stranieri. Il che vuol dire che ogni volta che vendiamo il nostro prodotto turistico, vendiamo il Veneto, vendiamo una promozione che è unica. Io arrivo da un'inaugurazione di Adria adesso e è collegata a questo. Abbiamo investito tanto su questo progetto che si chiama Venezia-Torino, che sembrava una puttanata, no? Cioè, nel 2012, quando ne parlavo, di fare una pista ciclabile, una ciclovia che comunque utilizza tanto gli asini del Po, da Venezia a Torino sono 702 km. E pensate che noi per il 2026 abbiamo già concluso la nostra parte, che sono 101 km. Vuol dire che oggi abbiamo inaugurato altri 11 km, un investimento di 19 milioni di euro, tutto di finanziamenti comunitari, il che vuol dire che ai vostri turisti potrete dire che possono tranquillamente qua con la bicicletta, se vuoi passa per Chioggia oltretutto l'Avento, possono tranquillamente o andare a Venezia perché arrivano fino a Lido, oppure andare fino a Polesella. Questo è il tratto ovviamente Veneto, ma da Polesella poi continua, entra in Emilia Romagna e va verso Torino. Questo vuol dire credere nel nostro territorio, un territorio che non nasce per il turismo ma diventa turistico. Assolutamente. No. Ma lei sfugge dal libro, no? No, ma non è che sfugge dal libro. Guarda, il libro non è una rottura di palle. Ma no, io mi rendo conto. Ma infatti è molto anche divertente. Mi rendo conto che chi lo vede dice, vabbè, sarà un trattato giuridico, sarà una noia, un'autonomia, sto qua. Allora, non è una raccolta di leggi, non c'è nulla di giuridico,
Ho utilizzato, diciamo, lo schema, la traccia del racconto, quindi ho racconto, per parlare delle origini dell'autonomia, da dove nasce, da qual è il concetto, per poi arrivare ai giorni nostri e guardare il futuro. Ma è veramente un racconto, sono 169 pagine di racconto e io inizierei dalla fine. Il libro è giallo, ma non è un giallo, e quindi non ha un colpevole, e quindi posso dirvi come finisce. A pagina 169 il libro dice, si chiude il testo con una frase: l'autonomia o la facciamo per scelta o la dovremmo fare per necessità. Io resto convinto di questo, e questo è il motivo per cui ho scritto questo libro. Scripta manent, no? Cioè quello che scrivi tu resta. E quindi vedremo se avrò avuto ragione oppure no. Sono 169 pagine di progetto che ha reso assolutamente divulgabile, e l'ho scritto pensando a cosa? Pensando alle tante stupidate che vengono dette ai cittadini sull'autonomia. Quindi ne trovate più di un centinaio all'interno che nel racconto vengono chiarite rispetto alle leggende metropolitane che si sentono solo, l'autonomia spacca l'Italia in due, piuttosto che perderemo l'unità nazionale, o è la secessione dei ricchi, o altre stupidate del genere che sostiene. Beh, io devo dire che la parola che ricorre di più nel libro è responsabilità, l'ho contata 38 volte in 160 pagine, vuol dire una volta, sì, a me piacciono i numeri. 10, 22, 38. Beh, certo, perché noi giornalisti dobbiamo avere questa sintesi. E allora, ho avuto il dubbio che i giornalisti siano dei veggenti. No. Perché molti scrivono robe che noi non facciamo. Beh, ma vabbè, insomma, ma lei è così bravo che riesce sempre a mettere d'accordo tutti, nessuno ce l'ha con lei. Io non ho trovato ancora un giornalista che mi ha detto no, Zaia no. Allora, responsabilità, è proprio questa la parola che ricorre di più, perché l'autonomia renderà più responsabili le regioni, ce lo vuole dire, ma proprio velocissimamente, semplice. La parola responsabilità nasce da un fatto che quando io ho iniziato questo percorso per il referendum che poi si è tenuto nel 2017, chiesero, nel 2014 quando iniziai, chiesero a Napolitano, che allora era presidente, cosa pensasse di questa roba che io stavo facendo. Probabilmente i giornalisti si aspettavano anche una risposta tranchant, e lui rispose: ma l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. Questo è un paese irresponsabile, è un paese che ha 3.000 miliardi di debito pubblico, è un paese che, nonostante qualcuno si giri dall'altra parte, è un paese nel quale i bimbi, in base a dove nascono, hanno un futuro predeterminato. Non è la stessa roba nascere a Chioggia, nascere a Reggio Calabria, senza offendere nessuno. A me non sembra un paese che è normale, divari ce ne sono, è un paese nel quale molti cittadini sono costretti a farsi le valigie per curarsi fuori regione. Allora, se questa qualcuno la considera normalità, io mi chiamo fuori, con me molte persone ci chiamiamo fuori dal definire la normalità. È l'Italia a due velocità, tant'è vero, i giornalisti sono sempre così, bisogna saperli tenere a bada. Tant'è vero che quando si dice no, ma l'autonomia spacca l'Italia in due, l'Italia è già spaccata in due. L'autonomia fa qualcosa che il centralismo fino ad oggi non è riuscito a realizzare: combattere le diseguaglianze. La vera sfida in questo paese è combattere le diseguaglianze e portare quella responsabilità della quale lei parlava, perché la responsabilità vuol dire sistemare i conti, evitare la mala gestione, evitare che ci sia sempre qualcuno che paga per tutti gli altri. Questa è la responsabilità. Allora penso che in un paese come questo sia doveroso introdurre la responsabilità, e quindi, come dicevo prima, l'autonomia o la facciamo per scelta o la dovremmo fare per necessità, perché è l'unica via d'uscita. Infatti lei poi lega il concetto della responsabilità a quello della famiglia, cioè dice insomma, alla fine un genitore è un bravo genitore quando responsabilizza il figlio, non gli dà sempre tutto, ma gli dice anche le cose che può fare, che non può fare e come le deve fare. In questo dovrebbe essere il nostro Stato, diciamo, il nostro paese, non che centralizza tutte le decisioni, ma che decentra e responsabilizza, quindi è questo il senso, diciamo, dell'autonomia. Ma io volevo chiedere, c'è una cosa che mi fa impazzire, come giornalista poi faccio fatica anche a discutere con i colleghi, perché lei sa perché. No, lei sa perché. Ma sono tutti dall'altra parte. Guarda, se io non scherzo un po', il caso dove c'è, se la pelle bassa, qua qualcuno con l'assa, bisogna chiamare. No, ma capite, i giornalisti sono tutti
Leggenti? No, di là. Va bene, andiamo oltre. Allora, dicevo, no? Ma insomma, alla fine questa autonomia, la prima a volerla è stata la sinistra, giusto? La riforma del titolo quinto D'Alema. Poi, comunque, insomma, vabbè, l'ha contrastata in tutti i modi, quasi non le ha permesso di fare il referendum nel 2017, addirittura non consegnava neanche le schede elettorali, cioè è successo di tutto. E poi alla fine comunque questo progetto diventa legge, viene approvato da entrambe le Camere, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi ha fatto tutti i passaggi democratici, istituzionali del mondo, niente da fare, 5 regioni si oppongono, ha ragione, bravissimo, e fanno ricorso alla Corte Costituzionale. E tra queste 5 regioni, io non riesco a capacitarmene, c'è la Sardegna, che è una regione a statuto speciale. Quindi una regione a statuto speciale fa ricorso contro le regioni che vorrebbero un po' di autonomia. Questo sono cose inspiegabili se utilizziamo lo strumento del buon senso. Se utilizziamo quello di una politica senza senso si spiega tutto. La Sardegna fa questo ricorso perché è espressione dei 5 Stelle, i 5 Stelle sono sempre stati contrari al nostro progetto di autonomia. Però al di là di questo, lei ha toccato un argomento che mi dà modo di farvi capire che è un racconto, perché io lo scrivo nel libro, l'idea autonomista e federalista non nasce dalla destra, nasce dalla sinistra. Pensate che nel dopoguerra giustamente si inizia a teorizzare in maniera importante il fatto che l'antidoto a eventuali nuove dittature, pensate siamo usciti da una guerra devastante, dalle leggi razziali, dal nazifascismo, dalla deportazione di 6 milioni di ebrei, di rom, di omosessuali, di disabili nei campi di concentramento. Dopo questa piaga e questa, diciamo, macchia che ci resterà a vita, cioè giustamente gli intellettuali, queste menti illuminate a sinistra, dicono questo è un paese che deve darsi una nuova struttura, e l'idea fondamentale è quella di passare al federalismo, all'autonomia, cioè al podestà ci mettiamo un sindaco eletto dal popolo. Strada facendo il popolo si appropria di questa idea federalista, no? Magari in maniera maccheronica, magari senza struttura giuridica, magari anche accarezzando l'idea della Marconi, no? La Repubblica Veneta, queste robe. E a quel punto noi arriviamo al punto tale che poi prende struttura giuridica, arriviamo al referendum, e chi teorizzava all'inizio questo ce lo troviamo contro, come diceva la giornalista, scusa il nome, non mi ricordo, Sabrina, come diceva... grazie. No, Casato. Fa tanto caldo. Beh, ma è anche difficile. E quindi qual è il ragionamento? Il ragionamento qual è? Che prima loro lo pensano, il popolo se ne appropria, loro diventano contrari. Allora, per spiegare questo nel libro, questo cambio di rotta, perché il popolo si appropria del progetto, cito uno sketch di Lino Toffolo. Voi ve lo ricordate Lino Toffolo? Lino Toffolo è un muralese, quindi un veneziano, è stato caratterista, attore, scrittore, e lui amava fare, diciamo, questi sketch cercando di, come si può dire, esaltare dal punto di vista della comicità dei fatti sociali, e parla di un fatto sociale che è molto riconducibile a quello che ho detto io: cambiare idea perché il popolo se ne appropria. Dice che a un certo punto arriva il boom economico dopo la guerra, no? E Lino Toffolo dice a quel punto ci sono dei cittadini tra il popolo che fanno i soldi e diventano imprenditori, e a quel punto le loro mogli dicono: scusa, ma noi dobbiamo avere dei caratteri distintivi perché capiscono che tu sei il datore di lavoro e i tuoi amici sono i tuoi dipendenti, gli operai. E riparla, queste mogli dicono: c'è solo una soluzione, comprarci la pelliccia. E Lino Toffolo dice a un certo punto: tutte le mogli imprenditori con la pelliccia. E a quel punto nei negozi del paese entrano con la pelliccia, a messa vanno con la pelliccia, e le mogli dei lavoratori sono tutte col pattò, insomma, con abiti di fortuna per il freddo. E a un certo punto queste si indignano, no? Le dico: ma scusa, sì, è vero che lui ha fatto i soldi, ma siete nati assieme, avete vissuto assieme, avete frequentato le stesse scuole, gli stessi bar, anche noi vogliamo la pelliccia, dicono le mogli dei lavoratori. E rompi le palle oggi, rompi le palle domani, loro fanno un sacco di straordinari, lavorano
e riescono a comprare la pelliccia a tutte le loro mogli. A questo punto c'è la livella sociale. Al negozio, mogli di imprenditori e mogli di operai, tutte con la pelliccia, dice Lino Toffolo, e così anche a Messa, no? Messa, la Messa grande, tutte con la pelliccia, mogli di imprenditori, cioè fai confusione, non capisci più dove sta la ricchezza. E a questo punto Lino Toffolo dice: accade l'imprevedibile. Le mogli dei datori di lavoro diventano animaliste. È un percorso Ed è esattamente accaduto questo, quando il popolo si appropria di un'idea, ho trovato nel libro questo racconto, allora chi l'ha avuta questa idea, magari in maniera molto geniale, molto più misurata e strutturata, prende le distanze dall'idea. È esattamente accaduto questo nell'autonomia, col racconto della sperienza di tutta la vita. Allora, dalla secessione di Bossi negli anni, il percorso siamo arrivati all'autonomia di Calderoli, che è poi anche la sua, quella che noi abbiamo come Regione Veneto appunto per primi approvato e voluto. C'è qualcosa che non rifarebbe o che rifarebbe diversamente rispetto a quell'epoca? C'è qualcosa che avete disatteso o forse avete capito che comunque quella era una strada un po' eccessiva o forse più pragmaticamente, politicamente appunto avete detto questo è quello che si può fare oggi in Italia? Bossi, la politica di Bossi fa parte, anche questo lo trovate nel libro, non c'è nessuna censura nel libro, parlo anche dell'assalto al campanile. E Bossi fa parte di una era mediatica che non è quella di oggi. Bossi si ritrova a fare politica negli anni 80 e 90, e qui stiamo parlando del 96, si ritrova a fare politica senza i social media, senza, diciamo, il real time, no? Non avevamo neanche un telefonino per fare una foto. Se tu dovevi fare una foto per comunicare, dovevi fare una foto, svilupparla e portarla alla redazione del giornale, non è che faceva la scannerizzazione e gliela mandava. E quindi aveva un modo di comunicare che era molto, diciamo, rudimentale e anche molto analogico. E poi si capisce subito che, non avendo stampa a favore, deve utilizzare le provocazioni, e ne ha sparate di provocazioni, alcune veramente imbarazzanti. Però la modalità della provocazione a volte gli andava a finire male, a volte funzionava. E lui poi cosa usava? Diceva che i muri erano i libri dei popoli, quindi autorizzava, diciamo, propinava questa idea che comunque si potessero utilizzare anche, diciamo, i muri, alcuni muri, senza devastare le città per scrivere gli slogan, i manifesti sui plati. Questo era Bossi. Bossi a un certo punto fa la grande provocazione, siamo nel 1996, e dice che fa il referendum per la secessione della Padania. Cioè una roba che dal punto di vista giuridico non sta in piedi neanche se viene un colombo con l'uovo non riesce più a rimetterlo in piedi. Fa questa provocazione che non viene compresa come provocazione, dice questi fanno sul serio. Del resto i cittadini corrono ai gazebo e lì si inventa un'altra operazione di quella delle gazzebate. Oggi è normale vedere il gazebo. Lui fa comprare centinaia di gazebo, li distribuisce per tutte le regioni del nord e dice quelle 2 domeniche andate a firmare per la secessione. È una grande provocazione, inattuabile, ma scuote Roma, perché accade cosa? Accade che l'allora governo di centro-sinistra che governa il paese con D'Alema dice agli italiani: non votate questi, nel frattempo la Lega va all'11%, non votate questi signori, all'autonomia ci pensiamo noi, e fanno la modifica del titolo. Cioè prendono la Costituzione a Roma e la modificano, esplicitando l'autonomia. Questo è il risultato, diciamo, della strategia di Bossi, che sarà stato un grande provocatore, ma si porta a casa un pezzo di Costituzione che è esattamente quel pezzo che noi abbiamo utilizzato per fare il referendum e poi per fare la legge che è stata approvata in Parlamento da questo governo per avviare il processo di autonomia. Questa è la vera storia di quella provocazione. Che poi tra l'altro il titolo quinto, la riforma del titolo quinto stabilisce esattamente le 23 competenze, quindi la devolution, le competenze differenziate si chiamano così, che possono essere delegate alle regioni, quindi niente di più, niente di meno di quello che è stato stabilito nel 2001. Adesso vi faccio una domanda che segue quella di prima, è un po' così. Pari dignità delle regioni nella cornice della Repubblica, questa è una cosa che ricorre nel libro.
Non avete paura che Miglio si rivolti nella tomba? Perché? No, è la Costituzione che lo prevede, cioè Ok. noi non abbiamo inventato assolutamente nulla, la Costituzione prevede la possibilità per ogni regione, per questo si chiama differenziata, ogni regione può in maniera differenziata fare le sue richieste e quindi la Costituzione ti dà una lista di 23 materie e ti dice ti interessa, puoi chiedere al governo una o tutte le 23 materie vai a trattare. Questa è l'autonomia differenziata, quindi Miglio teorizzava sicuramente un processo federalista importante, però non è quello che è scritto in Costituzione oggi. E tra l'altro noi come Regione Veneto siamo la prima regione che ha chiesto già 9 competenze, poi si è unita credo il Piemonte e Noi non abbiamo chiesto e Liguria, non abbiamo Noi stiamo trattando sì. sulle competenze, non abbiamo mai esplicitato la nostra richiesta come numero di materie. Ah, ecco, perché appunto c'è tutto un iter che comunque è molto blindato, che fa sì che non è che adesso che è approvata la legge Calderoli uno si prende le competenze che vuole, ma c'è tutto un iter per cui c'è una trattativa con il governo, poi c'è immagino un ulteriore disegno di legge, insomma è un iter che non ci porterà nel baratro, ecco, questo è da dire. Oltre alle opposizioni, a un certo punto contro questa legge si mette anche la CEI, nel senso che insomma c'è stato un po' di critica da parte del vicepresidente e quindi lei, non so, si siederebbe a discutere di questa cosa anche con la CEI oppure anche no, nel senso che non ritiene che ci si debba poi, insomma, come dire, la nostra Chiesa non debba entrare in queste discussioni di ordine politico. È una domanda un po'... No, c'è scritto nel libro, la CEI sarebbe la conferenza episcopale italiana. Sì, ci sono state delle dichiarazioni, troverete nel libro, io penso che non sia corretto esattamente quello che ho scritto nel libro e nella lettera che ho mandato al cardinale Zuppi, che è il presidente della conferenza dei vescovi italiana, che i cattolici non possono essere divisi in due categorie, i buoni, quelli che sono contro l'autonomia, e i cattivi, quelli che sono a favore dell'autonomia, perché penso che questo sia, come si dice, ingeneroso nei confronti dei cittadini. Non c'è motivo di avere problemi a discutere con nessuno, visto che è un progetto che si fa alla luce del sole e, come ripeto, se non lo facciamo per scelta lo dovremo fare per necessità. Considerate che il modello federalista più efficiente che esista è quello della Chiesa. La Chiesa è molto verticistica perché c'è il Papa, poi c'è i cardinali eccetera, poi c'è la diocesi con il vescovo, ma l'ultimo prete dell'ultima parrocchia di Campania ha totale autonomia nella gestione della sua parrocchia. Quindi se a noi applicassimo in Italia il modello ecclesiastico come federalismo, noi saremmo già a posto. E lei è risultato, credo, per la seconda o terza volta il presidente più amato dagli italiani, al 70% davanti alla Friuli Venezia Giulia Federica, che poi è della stessa parte politica. Secondo lei è grazie o nonostante l'autonomia? Perché ha giocato molto, no? Io penso che non c'entra nulla l'autonomia, perché ho sempre stato fino ad oggi, in questi 14 anni, sempre in testa alla classifica nazionale. L'autonomia è cosa del 2017. Quindi il Covid sì, però forse lei ha gestito, parliamo di sanità poi, perché c'entra anche con... Questi sono a caso. Sì, c'entra con l'autonomia, i famosi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, anche su questo c'è tanta confusione, magari vogliamo chiarire. Grazie per le luci, anche queste. Scusate. No, se appunto la paura, diciamo, che c'è sull'autonomia, su come eventualmente potrebbe essere gestita la sanità, come disparità sui territori, c'è molto terrorismo su queste cose. L'autonomia, quando si parla di sanità si dice crollerà tutto nella sanità. È un falso problema, l'autonomia in sanità ce l'abbiamo già, il 98% delle competenze della sanità sono già regionali, quindi è un falso problema quello di dire l'autonomia in sanità. L'autonomia in sanità, stiamo parlando veramente di quisquiglie, di rifinitura rispetto alla competenza generale che abbiamo.
Noi abbiamo una sanità importante perché abbiamo 68 ospedali, eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, abbiamo mediamente 2 milioni e 200 mila accessi a pronto soccorso ogni anno, mediamente ogni giorno abbiamo 9 mila persone ricoverate, 64 mila persone dipendenti, dei quali 12 mila sono medici. Ecco, considerate che gestire la sanità, erogare queste 80 milioni di prestazioni, non sto qui a dirvi i primati che siamo primi per trapianti di polmone, di cuore, 56 cuori anche quest'anno, di reni, oltre 3.000 trapianti di reni e di cuore, polmoni, reni e fegati per il sorcillo. Tutto ciò premesso, per curare i veneti noi investiamo ogni anno 10 miliardi e 460 milioni di euro. Lo dico se qualcuno fosse distratto, se vuoi l'adagio serve a dire che non funziona mai niente, ecco, vi dico che questo sono i numeri. Ovvio che mancano un fattore della produzione che per noi è fondamentale, che sono i medici. Ci mancano 3.500 medici che non riusciamo ad assumere. L'anno scorso abbiamo fatto 212 concorsi per 476 posti, siamo riusciti ad assumere 179 medici. Sul mercato non ci sono i medici. Qualcuno conosce un medico disoccupato? No, ditemelo. Se avessi fatto questa domanda 20 anni fa avrei visto un sacco di mani alzate. Si è cambiato il mondo, hanno sbagliato la programmazione con il numero chiuso all'università. Sbagliato il numero chiuso. Quindi se ne mancano 3.500 in merito, ne mancano 50.000 in Italia. Poi sapete, il numero chiuso è una roba veramente malvagia. Cioè come se noi dovessimo selezionare i nuovi campioni del tennis e si presentassero un po' di ragazzini, tra i quali c'è anche Sinner a caso, e diciamo bene, dobbiamo selezionare i nuovi campioni, facciamo un test. Vi mettete al banco, vi diamo un test a crocette e poi selezioniamo quelli che hanno risposto meglio con le crocette al test. Scegliamo così noi i futuri medici. E io penso che dobbiamo andare in sala operatoria, dobbiamo capire se riescono ad avere un rapporto empatico col paziente, se sanno che cos'è la sanità sul serio. Io ho fatto veterinaria. Mi ricordo che il primo anno, e ho compreso dopo perché, già ci facevano fare le autopsie, ma io ho capito dalla prima lezione perché c'erano quelli che svenivano e non si iscrivevano più al secondo anno di veterinaria. Cioè quindi io inizierei proprio delle autopsie, che dovrebbe essere la parte finale, non dei test. E poi la selezione si fa durante le lezioni con gli esami all'università, non la si fa con le crocette con ragazzi di 18 anni che non li lasci neanche provare per capire se è il loro mestiere oppure no. Pensate quanti, grandi chirurghi abbiamo eliminato semplicemente perché non hanno superato il test, non sapevano di che colore fosse il cavallo di Napoleone, e poi le domande sono domande idiote che metà basta. Quindi noi veramente ci siamo fatti male da soli, però c'è questo fronte che sostiene che bisogna avere il numero chiuso, che la qualità della formazione. Guarda, all'università quando andavo io mi sono laureato nel 93, il primo anno ti sedevi sul davanzale delle finestre se non arrivavi in tempo a lezione, al secondo anno già avevi i posti. Sì, ci avviciniamo. Al secondo anno avevi già i posti, al terzo anno ti potevi stendere a farti anche una dormita perché c'era serie vuote, perché li lasciavano a casa, venivano fulminati strada facendo, ma è così che si fa selezione. Noi formiamo persone che devono curare i cittadini, devono salvare la vita ai cittadini, non possiamo selezionarli con i test. Anche perché magari questi giorni a caso ci vuole